Protesta oggi dei sindacati e dei lavoratori e dei pensionati. La manifestazione si è svolta presso la prefettura di Agrigento, un incontro avuto con il prefetto e con il suo staff al fine di ribadire che alcune norme contenute sulla legge di bilancio non fanno altro che penalizzare fortemente i lavoratori che non lavorano più, che dopo anni di contributi versati oggi si vedono togliere anche la rivalutazione secondo i meccanismi della legge 338-2000, ma interverrà un nuovo sistema di perequazione delle stesse, il blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni fino a novembre, da cui il governo conta di rastrellare risorse per finanziare altre misure. Con quali risposte sono arrivate da questo incontro? Sono arrivate delle risposte da parte del signor Prefetto, che si è impegnato con noi a trasmettere sia al Ministero dell'Interno che alla Presidenza del Consiglio il documento che noi abbiamo consegnato, dove abbiamo lamentato le incongruenze di questa legge di bilancio che toglie dalle tasche dei pensionati circa 3 miliardi per destinarli al reddito di cittadinanza e alla quota 100. Noi non siamo contrari né al reddito di cittadinanza e neanche alla quota 100, ma non si può fare cassa sottraendo 3 miliardi ai pensionati e annullando il principio che eravamo riusciti a conquistare della rivalutazione delle pensioni, che è sancito dalla Corte Costituzionale come un diritto inalienabile. Dopodiché noi diciamo che se la manovra che è stata presentata non considera il fatto che nel meridione d'Italia le pensioni al minimo sono la stragrande maggioranza rispetto a quelle del nord, se consideriamo che la quota 100 è più facile che venga raggiunta dai lavoratori del nord che hanno un lavoro più continuo e hanno iniziato a lavorare da giovani, per cui facilmente loro possono raggiungere 38 anni di contributi, mentre al sud, dove c'è il lavoro discontinuo e dove i giovani iniziano a lavorare quando ci riescono a lavorare tardi, quindi difficilmente raggiungeranno i 38 anni di contributo e quindi la quota 100. Per cui questa manovra danneggia soltanto il meridione d'Italia, specialmente la Sicilia. Abbiamo avuto la grande disponibilità del prefetto a inoltrare alle istituzioni competenti le nostre perplessità in merito e quindi la nostra protesta per quanto riguarda nello specifico il blocco dell'indicizzazione delle pensioni. Ancora una volta si sono messe in tasca le mani in tasca ai pensionati e quindi si sta facendo un ulteriore prelievo forzato sulle pensioni. Noi avevamo chiesto ai governi precedenti, presentato delle piattaforme che naturalmente non riguardavano solo le pensioni, ma interventi sui giovani, sui disoccupati. Noi oggi non scendiamo in piazza per opporci al governo, non è il nostro ruolo, non ci compete, altri lo debbono fare e lo dovrebbero fare, lo dovevano fare. Oggi noi siamo qua a manifestare, ripeto, un ulteriore prelievo ai pensionati. Ci aveva già pensato il governo Monti, dove aveva fatto un prelievo di 80 miliardi di euro ai danni dei pensionati. Non dimentichiamo che le pensioni, soprattutto nel sud e soprattutto in questa martoriata provincia, sono serviti e sono stati dei veri ammortizzatori sociali che hanno permesso a disoccupati, ai figli e ai nipoti di poter sopravvivere e di superare questi momenti tragici per la nostra economia. Questa non è una manifestazione isolata, ma in tutta Italia dal 27 di dicembre fino al 5 di gennaio si svolgeranno manifestazioni che è un preludio per una grande manifestazione a livello nazionale. Cosa abbiamo rappresentato oggi al prefetto? Abbiamo manifestato una grande preoccupazione che hanno i pensionati su questa manovra di bilancio, una manovra di bilancio non solo penalizza le pensioni, ma penalizza soprattutto i giovani, penalizza perché non prevede sviluppo, lavoro e infrastrutture. Noi per quanto riguarda i pensionati abbiamo protestato enormemente, già giorno 10 abbiamo avuto un incontro col Premier Conte, il quale aveva preso l'impegno che
avrebbe costituito un tavolo tecnico per discutere assieme i problemi che noi abbiamo messo sul campo per quanto riguarda la manovra e i pensionati. Ebbene, quel tavolo tecnico non è stato mai costituito. Abbiamo visto una manovra approvata che nemmeno la maggioranza tutta conoscono, e in maniera particolare noi stiamo protestando perché c'è stato il blocco della rivalutazione delle pensioni.